Un altro santo che forse conoscete meno invece è Lorenzo Giustinian, il primo patriarca di Venezia. Ecco qua, sapete che la chiesa patriarcale era San Pietro di Castello, questo è l'altar maggiore, la statua di Lorenzo Giustinian è sopra l'urna che ne conserva il corpo. Si diceva che il corpo di Lorenzo Giustinian emanava profumo, essere in odore di santità. Il mio puzzerà, ma il corpo dei santi emana profumo, essere in odore di santità. Ma non era ancora santo durante le grandi epidemie di peste. Allora pensate che i veneziani avevano fatto voto a Lorenzo di farlo diventare santo, se in cambio dava la guarigione, la salvezza alla città, perché era soltanto beato. E ci riusciranno un po' in ritardo nel 1690, per cui Lorenzo Giustinian diventerà San Lorenzo Giustinian. Un'altra arma potente contro la peste era la recita del rosario, cioè della coroncina di rose che Maria aveva consegnato a San Domenico. Allora ci sono nuovi santi, le nuove strategie del magistrato alla sanità e in effetti i risultati ci sono. Dopo il 1530 la peste rallenta. Ci sono altre 3 ondate però che non riescono a fermare nonostante tutto. La prima del 55-57 è debole, le altre 2 sono toste e sono toste molto dure.